I suoi sali, un minerale raro chiamato cainite, sono considerati una ricchezza, ma le conseguenze dell'estrazione che usa l'acqua marina per bilanciare le temperature e rimanda sulla costa i reflui sono considerate troppo dannose per l'ecosistema di un paese come Realmonte, che proprio del mare ha fatto la propria miniera attraverso la Scala dei Turchi. Così adesso la guerra fra Italcari e Comune sul giacimento in provincia di Agrigento ha il bollo del CGA. L'organo di secondo grado della giustizia amministrativa ha dato ragione all'ente locale difeso da Girolamo Rubino, che nel 2015 aveva detto di no alla società. La storia della cainite di Realmonte va avanti da quasi un decennio. L'Italcali, ex azienda pubblica che la regione ha venduto 2 anni fa, aveva predisposto il progetto di un nuovo impianto per l'estrazione del minerale e aveva presentato la documentazione al comune. Nel 2012 è arrivato però il primo no del Consiglio Comunale, quando l'azienda ha insistito chiedendo di inserire l'impianto nel piano regolatore. L'amministrazione ha risposto picche, spingendo così l'azienda a far ricorso al TAR. A quel punto il primo giudizio. I giudici amministrativi hanno dato ragione all'azienda, specificando che il comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento esplicito. Detto fatto, nel 2015 è arrivato il secondo no del Consiglio Comunale all'impianto, che sarebbe dovuto sorgere a cavallo fra le località Castagna, Baiale e Vallonforte. Per i consiglieri comunali di Realmonte, infatti, l'area oggetto della concessione ricomprendeva parte del centro abitato, diverse zone di completamento e di espansione ed era gravata da numerosi vincoli. È a questo punto che lo scontro è diventato totale. L'Italcali ha fatto ricorso al TAR, che però ha dato ragione al comune. L'impianto, era la tesi sostenuta da Rubino, avrebbe ributtato in mare l'acqua usata per il raffreddamento e quindi avrebbe devastato flora e fauna. Una posizione accolta dal TAR e adesso anche dal CGA. La miniera, insomma, non sa da fare perché il giacimento più importante su cui Realmonte può contare è il mare.